Nel giorno della mobilitazione nazionale contro la DAD, il premier Mario Draghi annuncia che le scuole riapriranno dopo Pasqua fino alla prima media in zona rossa. E manifestazioni anche in regione per chiedere il ritorno alla didattica in presenza, ma anche lo stop alle classi pollaio, inviata ai ministeri una diffida per dire no ai tamponi settimanali agli studenti. Il rischio rimane alto in regione, che resta in zona rossa fino alla scadenza del decreto il 6 aprile. Molto probabile che le restrizioni massime rimangano fino all'11. Brusaferro rallenta la crescita, ma servono misure rigide. La zona industriale di San Giorgio di Nogaro è appetibile per la realizzazione di parchi fotovoltaici. Le richieste riguardano una superficie di oltre 100 ettari, pari a 170 campi da calcio. Assegnati a DAZN i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio, 16 voti favorevoli, tra i quali quello dell'Udinese, alla piattaforma 10 partite, di cui 7 in esclusiva e 3 in comproprietà. Buonasera da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Dal premier Mario Draghi è arrivato l'annuncio che tante famiglie aspettavano. Dopo le festività pasquali si riaprono le scuole fino alla prima media in zona rossa. Il ministro Bianchi sta lavorando affinché ciò avvenga in modo ordinato, così ha detto. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di oggi del Presidente del Consiglio, che è tornato anche sull'ipotesi emersa ieri di sottoporre a test rapido tutti gli studenti, compresi i bambini di nidi e materne, il primo giorno di scuola, con test ripetuto poi settimanalmente. In alcuni casi sarà possibile effettuare il test per gli studenti, ha precisato, ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo. Poi un passaggio sulle regioni. La scelta dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell'affermazione dell'esecutivo che la scuola in presenza è obiettivo primario della politica del governo, ha detto Draghi, che ha anche annunciato che la prossima settimana parteciperà all'incontro tra le regioni e il governo centrale dopo le polemiche e lo scontro dei giorni scorsi sulla campagna vaccinale, con una dura presa di posizione anche del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Bisogna lavorare tutti assieme, inutile mettere divieti o minacciare misure, ha detto. Il criterio di fondo è l'età sull'ordine, ha detto, da seguire per le somministrazioni. Si va avanti così e si va avanti bene. E ci sono state manifestazioni anche in Friuli Venezia Giulia oggi proprio contro la didattica a distanza, ma non solo, anche per dire no alle classi pollaio. Partiamo da Trieste, dove appunto questa mattina ha manifestato il mondo della scuola. Si sentono presi in giro perché da un lato sono stati i primi ad essere vaccinati e poi i primi ad essere stati chiusi. Gli insegnanti, che aderiscono alle sigle sindacali dei Cobas, di Priorità alla Scuola, di Link e dell'Unione degli Studenti, sono scesi in piazza Trieste per chiedere il ripristino della didattica in presenza, accettando anche i tamponi a tappeto, ma non solo. E le promesse non servono più, lo stiamo vedendo che nei fatti non sta cambiando nulla, quasi nulla, quindi servono investimenti seri nella scuola, sull'edilizia, sugli organici, su tutti quei fattori che rendono la scuola sicura anche quando c'è una pandemia come in questo momento. Quindi no alle classi pollaio, sì alle assunzioni dei precari, sì alla costruzione, alla messa in sicurezza degli edifici. C'è una situazione un po' paradossale, ovvero gli insegnanti sono stati inseriti nelle categorie prioritarie per effettuare la profilassi anti-Covid e le scuole sono state chiuse praticamente subito. Sì, diciamo che c'è proprio una schizofrenia, non si capisce bene come vengono prese determinate decisioni, le scelte, si inizia una campagna di vaccinazione e si tengono poi gli insegnanti a casa e gli studenti a casa. Quindi di fronte a dati che dicono chiaramente che manca una correlazione rispetto all'aumento della diffusione del virus quando le scuole sono aperte. Una diffida ai ministeri dell'istruzione e della salute per dire no ai tamponi settimanali agli studenti per il rientro a scuola. È stata inviata dal Coordinamento internazionale delle associazioni per la tutela dei diritti dei minori, adesione anche da parte di famiglie contrarie al protocollo.
No ai tamponi settimanali per gli studenti al rientro a scuola. A dirlo, con una lettera di diffida inviata alle Presidenze della Repubblica e del Consiglio e ai Ministeri di Salute e Istruzione, è il Coordinamento Internazionale delle Associazioni per la tutela dei diritti dei minori. A firmarla la Presidente Aurelia Passasseo, in riferimento alla possibilità, al vaglio del Governo, che prevede l'effettuazione di tamponi rapidi agli studenti ogni settimana per garantire la didattica in presenza. Il concetto che la vita è pericolosa e che loro sono pericolosi viene inculcato sempre più a forza nelle fasce più fragili della popolazione. Il nostro invito a scrivere alle istituzioni affinché questo protocollo non veda la luce ha ottenuto un successo incredibile. Siamo oltre a 100 adesioni solo in una mattina, di persone, genitori, ma anche professionisti e lavoratori estremamente preoccupati, perché non dimentichiamo che la quarantena potrebbe scattare a qualunque positività ogni settimana senza preavviso. Questo diventa sostanzialmente un incubo, una pietra tombale sulla possibilità di socializzare, di ricominciare a studiare e andare a scuola per i nostri bambini e i nostri ragazzi. Nella lettera viene anche evidenziato come la frequenza della scuola non possa in alcun modo essere subordinata all'effettuazione di trattamenti o atti sanitari e qualunque discriminazione che impedisse l'accesso agli studenti che non dovessero accettare di sottoporsi a uno screening sanitario sarebbe illegittima e contraria alla Costituzione. Inaugurato questa mattina l'anno accademico dell'Università di Trieste alla presenza del ministro Messa, una cerimonia nel corso della quale è stata ribadita l'importanza della scienza per contrastare le fake news. Il presidente della regione Fedriga ha garantito il massimo impegno per uscire quanto prima dalla pandemia. Favorire l'inclusione e l'equità per superare i gap territoriali, sociali e di genere. Questo è il messaggio del Ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, lanciato durante l'inaugurazione dell'anno accademico di UniTS. Il Ministro, ricordando l'importanza di investire sulle persone, ha sottolineato anche il grande ruolo della ricerca. In questi mesi abbiamo dovuto rivedere molte cose, in cui la realizzazione con il rilascio dei vaccini è forse stato il risultato più sorprendente. Abbiamo assistito a elementi positivi così come a elementi meno positivi, come il sopravanzare di qualche forma di pressappochismo scientifico. Contro queste derive l'università ha un ruolo molto importante, deve saper ritrovare il suo essere e fare comunità. Abbiamo bisogno di menti lungimiranti, di insegnare il pensiero critico, di stimolare curiosità e interessi ampi, senza paura di sbagliare. Il rettore Roberto Di Lenarda ha rimarcato l'eccellenza del ruolo di UniTS con una media di 35 ricercatori per 1000 occupati. L'obiettivo è di tornare quanto prima in presenza grazie anche allo sforzo del personale di sottoporsi alla profilassi e degli specializzandi di fare le inoculazioni. Sono cresciuti anche i corsi delle professioni mediche e sanitarie, un cambio di trend importante iniziato prima della pandemia e accelerato dalla stessa. Prosegue anche la collaborazione con l'Ateneo di Udine. Noi abbiamo quasi raddoppiato i contratti di scuola di specialità per quest'anno. Il prossimo anno attiveremo 2 corsi di laurea specifici in ambito sanitario, entrambi interateneo con Udine, la laurea magistrale in infermieristica e la laurea per assistenti sanitari, anche queste molto importanti nella gestione di questa fase pandemica, ma anche i numeri proprio su tutte le professioni sanitarie sono state implementate allo scopo di dare una maggiore risposta alle esigenze della popolazione. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, ha infine evidenziato la necessità di procedere in maniera unita contro il virus, ricordando i grandi investimenti dell'ente. Ai nostri giovani, ha concluso Fedriga, promettiamo che continueremo a batterci con ogni risorsa disponibile per superare questa emergenza e per tornare, quanto prima, a una vita migliore per tutti. Intanto il Friuli Venezia Giulia resta in zona rossa con un livello di rischio alto. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro ha detto però che si vedono i primi segnali di stabilizzazione, che è però fondamentale rimangano le attuali misure di restrizione, mantenendo i provvedimenti e con le vaccinazioni, ha detto il direttore Rezza, potremmo trascorrere un'estate serena. Il Friuli Venezia Giulia, come previsto, resta in zona rossa. Nella stessa fascia anche Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana, tutte regioni con un livello di rischio alto.
C'è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia organizzata dal Ministero della Salute. In Italia oggi l'RT è a 1,08 contro l'1,16 della settimana scorsa e il tasso di incidenza, sempre a livello nazionale, è sceso sotto i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha comunque sottolineato come i segnali di miglioramento non consentano comunque di ridurre le attuali misure di restrizione, che anzi devono essere mantenute con rigore, visti i dati di incidenza, la trasmissibilità legata alle varianti e il forte sovraccarico degli ospedali. Mantenendo le misure e rafforzando la campagna vaccinale, penso si possa arrivare a proficui miglioramenti per trascorrere un'estate serena, ha aggiunto il direttore Gianni Rezza. Brusaferro e Rezza hanno annunciato poi che attiva un gruppo di lavoro che sta completando l'aggiornamento delle indicazioni per le cure anti-Covid domiciliari e c'è già una bozza di documento. Presto ci saranno nuove indicazioni sulla base anche delle ultime evidenze nel campo dei farmaci. I dati di oggi intanto in regione con 21 morti con Covid, a questi si aggiungono 7 decessi pregressi e poi 500 nuovi contagi rilevati su 7.223 tamponi molecolari eseguiti con una percentuale di positività del 7%, all'8% invece quella per i test rapidi antigenici, ne sono stati realizzati 3.226, tra questi 259 i casi di contagio rilevati, stabili ricoveri in terapia intensiva che sono 78, 650 quelli in altri reparti. Le persone in isolamento sono in tutto 15.292. Abbiamo parlato delle manifestazioni legate al mondo della scuola. A Udine ha manifestato il movimento Priorità alla scuola. Allora sentiamo Davide Vicedomini. Ci troviamo in Piazza Libertà dove dalle 6 è iniziata la protesta, un flash mob silenzioso da parte di genitori, insegnanti ma anche qualche studente contro la didattica a distanza e soprattutto per il rientro a scuola dei ragazzi. Una manifestazione che si sta svolgendo appunto alle mie spalle, vedete una trentina di persone con cartelloni, l'appuntamento, l'approfondimento alle 19:45 su screenshot e vi renderemo noto di quanto sta accadendo con tutte le interviste. Vi restituisco la linea. A più tardi allora con Davide Vicedomini, la campagna vaccinale con oggi alle 12, 4.001 prenotazioni per il vaccino anti-Covid per le persone appartenenti alla fascia d'età 75-79 anni e per i soggetti vulnerabili residenti in Friuli Venezia Giulia. Dall'inizio della campagna vaccinale per le due categorie sono state registrate 49.156 prenotazioni. Intanto è entrato a regime il polo vaccinale di Trieste dopo un avvio complesso nella giornata di ieri. Oggi la situazione è decisamente migliorata e anche i cittadini sono decisamente soddisfatti. Dopo un avvio molto complesso nella mattinata di ieri, la situazione del polo vaccinale di Trieste alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio ora è radicalmente cambiata. Il sindaco Roberto Di Piazza ha ottenuto gratuitamente dal Trieste Convention Center l'uso del polo dedicato ai convegni prospiciente la centrale, dove è stata allestita una sala d'attesa con oltre 220 sedie. Le persone, una media di 1.100 al giorno, per accedervi hanno una breve attesa di 10 minuti in base al flusso e dopo il controllo della documentazione e del corretto rispetto dell'orario, molti infatti si presentano in netto anticipo, vengono accompagnate all'interno delle sale che, in caso di pioggia, ospiterà anche il pre-triage. Poi a chiamata vengono accompagnati nella centrale dove viene fatta l'anamnesi dal personale medico e il vaccino con i 15-30 minuti di attesa post inoculazione in area dedicata. Oggi la situazione era decisamente più tranquilla e anche i cittadini non hanno nascosto una certa soddisfazione per la nuova organizzazione. E intanto proseguono anche le vaccinazioni a Udine nel centro vaccinale allestito dall'azienda sanitaria del Friuli Centrale negli spazi dell'ente Fiera. Tutto procede per il meglio, anche se visto l'alto numero delle prenotazioni questo pomeriggio si è creato uno slittamento di circa un'ora rispetto agli orari concordati per le somministrazioni dei vaccini e le immagini che state vedendo mostrano le persone in coda presenti alle 18:30 di questa sera proprio all'ingresso del padiglione numero 8.
E l'emergenza Covid sta cambiando anche il quadro occupazionale del Friuli Venezia Giulia. Nel 2020 le assunzioni sono calate di 1/3 rispetto all'anno precedente, mentre sono decuplicate le ore di lavoro legate al bonus babysitting. Emerge dalla rielaborazione da parte di IRES dei dati forniti dall'INPS. Nel 2020 i nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato, esclusa l'agricoltura, sono stati 44.000 in meno rispetto al 2019. La contrazione è conseguenza delle restrizioni per l'emergenza Covid e di una generale caduta di produzione e consumi. È quanto emerge dallo studio del ricercatore dell'IRES Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati INPS. La flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, in modo particolare con un meno 39,3% le assunzioni a termine e in somministrazione, mentre quelle a tempo indeterminato sono calate del 23,9%. Il trimestre marzo-maggio è stato il peggiore, con un vero e proprio crollo dei flussi d'assunzione. Il mese d'aprile è stato quello più critico, con un numero di ingressi nel mercato di lavoro diminuito di oltre l'80%, con un azzeramento di assunzioni stagionali e intermittenti. Nel 2020 sono diminuite del 19,5% le interruzioni dei rapporti di lavoro, soprattutto per effetto del blocco dei licenziamenti introdotto dal governo con il decreto del 17 marzo Cura Italia e successivamente prorogato, mentre l'introduzione del cosiddetto bonus babysitting ha comportato un enorme incremento di questa tipologia di lavoro occasionale, con 1,3 milioni di ore contro le 133.000 del 2019. E continua anche la mobilitazione del comparto wedding, che questa mattina è sceso in piazza a Udine, così come in tante altre città italiane, per chiedere ristori, ma anche una data certa per la ripresa del settore. Vogliono una data certa per ripartire e aiuti concreti per rilanciare un settore che era in crescita nel periodo pre-Covid e che ora è distrutto. È il comparto wedding che di nuovo è sceso in piazza in contemporanea a 30 città italiane. Noi siamo pronti, perché noi siamo dei professionisti in grado di organizzare un qualcosa in sicurezza e anche con tempi molto più ristretti rispetto a quelli che erano magari gli abituali. Questo non soltanto per una volontà di impresa. Dietro di noi ci sono nell'indotto complessivo oltre 90.000 società in Italia, un fatturato complessivo tra indotto di oltre 67 miliardi. Quindi raccontiamo una fetta importante di Made in Italy, perché insisto, tutto quello che riguarda un matrimonio, soprattutto quelli anche della nostra regione, appartiene al territorio, da chi porta il cibo del territorio, a chi valorizza le location del territorio, che rischiano di essere depauperate, perché senza anche le entrate derivanti dalle organizzazioni degli eventi rischiano a loro volta di perdersi, ma soprattutto tantissimi dipendenti di aziende che sono pronte e noi speriamo quanto prima e che il sole sia di buon auspicio. Un cartello vendesi appeso alla vetrina, non una reale intenzione, ma un'ipotesi che potrebbe non essere così remota se appunto questa situazione dovesse proseguire. Non può più stare senza lavoro e senza nemmeno ristori, e così Flavia Snigero, titolare di SOS Capelli, salone di parrucchiera di Udine, ha pensato a questa iniziativa per lanciare un preciso segnale. Dentro questa attività c'è tutto: amore, serietà, professionalità e impegno. Ho creato un protocollo rigido che ci permetta di lavorare in sicurezza, ma lo Stato mi obbliga ancora a rimanere chiusa, senza data, senza speranza e senza contributi. Questi ultimi non li esigo però rialzarmi con le mie forze, altrimenti sarò davvero obbligata a usare questo cartello. Questo è il messaggio che Flavia Snidero ha appeso sulla vetrina del suo salone accanto al cartello Vendesi. Non vuol dire che io vendo i miei muri del negozio, ma se metto Vendesi è un segno assolutamente pericoloso, ma perché tutti dovrebbero fare il gesto di vendere le nostre attività, chiuderle. Ci hanno permesso di chiudere senza nessuna agevolazione e questo purtroppo comprendo, ma se mi va bene perché non li hai, mi devi però far lavorare. Io vorrei parlare per tutta la mia categoria, per cui secondo me tutti quanti noi vorremmo una cosa anche più severa, se questo ci permette di aprire la mattina e di chiudere la sera. Sei anche disponibile a lavorare di più? Assolutamente sì, io sono una che davanti anche alle paure dei miei clienti faccio appuntamenti riservati, per cui magari sono da sola con quella persona, cioè ci si viene incontro in qualsiasi tipo di problematiche o attenzioni o timori che uno può avere. E siamo tutte estremamente attenti e perché non farci aprire?
Un aggiornamento sulle prenotazioni dei vaccini per la categoria 75-79 anni e per le persone fragili. Alle 18 le prenotazioni sono state 6.265, dunque dall'inizio della campagna vaccinale per queste due categorie ce ne sono 49.420. Ancora un mese di super sconti per la benzina, con la Regione che ha confermato i sostegni. Allo studio la nuova legge, ma non mancano le segnalazioni di prezzi tra i più alti d'Italia. Non sarà un addio, ma verosimilmente un arrivederci. I super sconti della benzina nella fascia 1 dureranno ancora tutto aprile, dopo 8 mesi, poi lo stop. Gli sconti resteranno ancora. Valuteremo di quale entità dal prossimo mese in poi. Abbiamo ormai dati consolidati e stiamo predisponendo la nuova legge dopo quella che è stata in vigore per oltre 10 anni, quindi il caso non solo di fare un tagliando ma anche di cambiarla, andando ovviamente sempre incontro alle esigenze dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha inoltre notato il paradosso di prezzi più alti rispetto alla media italiana nelle pompe di Gorizia e Trieste, nonostante la chiusura prolungata dei confini. I confini chiusi hanno determinato un certo tipo di consumo, forse anche un prezzo da verificare alla pompa di benzina se è giustificato o meno. Il confronto ci sarà non solo con gli operatori della pompa di benzina ma anche con i petrolieri e con tutti gli attori di questo, governo compreso. In zona 1 lo sconto resta di 29 centesimi al litro per la benzina e di 20 centesimi al litro per il gasolio, comprensivo del super sconto giunto all'8° mese di applicazione. In zona 2 lo sconto è di 14 centesimi al litro per la benzina e di 9 centesimi al litro per il gasolio. In corso gli accertamenti per capire che cosa sia successo ieri sera, intorno alle 20, a Gorizia, in una palazzina di via Brigata Re, che questa mattina è stata sequestrata dai carabinieri e dove all'ora di cena una donna di 53 anni, infermiera, ha accusato gravi malori. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale dove è morta poche ore dopo. Sono stati i vigili del fuoco ad arrivare per un controllo relativo alla possibile presenza di monossido di carbonio. Potrebbe essere stato questo gas ad uccidere la donna. La palazzina è stata sequestrata appunto per permettere ai tecnici di verificare l'eventuale malfunzionamento del sistema di distribuzione del gas. A Tolmezzo la droga arriva per posta, ma anche la polizia locale arriva intervenuta nell'abitazione di un trentenne già aggravato da precedenti per uso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo ha ritirato delle buste, si è accorto di essere osservato e ha così cercato di dileguarsi per raggiungere casa propria. Gli agenti sono riusciti a fermarlo e dopo averlo perquisito hanno trovato hashish, cocaina, metadone e un bilancino di precisione. L'uomo ha detto di essersi sentito costretto a cercare canali di approvvigionamento alternativi, visto l'impegno delle forze dell'ordine tolmezzine nella repressione dello spaccio da strada. Avrebbe dovuto noleggiare veicoli, invece dava abusivamente lezioni di guida a pagamento per conseguire la patente A. Scoperta dalla polizia stradale, una società di Trieste è stata sanzionata per 11.000 euro. Nei giorni precedenti l'esame stipulava con i candidati dei contratti di affitto di veicoli che servivano a mascherare vere e proprie lezioni di motoconduzione dietro compenso. Con coni e birilli in parcheggi aperti al pubblico veniva simulato il circuito che i candidati avrebbero poi dovuto affrontare il giorno del test. Tutelare gli interessi della collettività da realizzarsi attraverso la riqualificazione di via Roma e delle altre vie che insieme costituiscono il quartiere delle Magnolie a Udine, con una specifica attenzione a decoro, sicurezza e qualità della vita dei residenti. È l'obiettivo del neocostituito comitato Viviamo Via Roma, che oggi è stato presentato al sindaco di Udine Pietro Fontanini dal presidente Luigi Armano nel corso di un incontro che si è svolto nel palazzo del comune. E ora andiamo a San Giorgio di Nogaro, dove la zona industriale è particolarmente appetibile per la realizzazione di parchi fotovoltaici. Le richieste che hanno aperto il dibattito in comune riguardano una superficie di 100 ettari pari a 170 campi da calcio. Dall'alto potrà sembrare una grande superficie d'acqua in cui si riflette il sole, ma non sarà altro che un enorme specchio per catturare la luce e trasformarla in energia. Peccato che l'area non darà sviluppo e posti di lavoro alla comunità locale.
La questione ha aperto il dibattito a San Giorgio di Nogaro, la cui zona industriale in questi mesi è oggetto d'attenzione da parte di privati che intendono realizzare parchi fotovoltaici su oltre 100 ettari di terreno, una superficie pari a 170 campi di calcio e più estesa del lago del Predil. Di quest'area una parte si trova in un terreno industriale recentemente urbanizzato e nelle cui adiacenze vi è il raccordo ferroviario. L'altra zona, individuata da chi intende creare un parco fotovoltaico di 77 ettari, è agricola ed è incorporata all'interno dell'ex Agenzia 7. Se da un lato si parla di insediamenti che farebbero rinunciare a uno sviluppo industriale della zona, ingessandola per almeno un ventennio, dall'altra invece si punta su un progetto che darà occupazione, come spiega il vice sindaco Enzo Bertoldi. Si tratta della bonifica delle acque delle falde superficiali nell'area ex Cogolo, dove sono state avviate le procedure per la demolizione del fabbricato. Il progetto è stato redatto dal Consorzio di Bonifica nel dicembre del 2020, approvato dalla Giunta ai primi di febbraio e inviato alla Regione il 12 dello stesso mese. Siamo in attesa, conclude Bertoldi, della convocazione della conferenza dei servizi, per cui il progetto, che avrà una durata di almeno 5 anni, dovrebbe essere appaltabile entro l'estate. Con 16 voti favorevoli e 4 contrari sono stati assegnati a DAZN i diritti per la Serie A di calcio per il prossimo triennio. Se ne parla tra poco a Sport FVG, con spazio anche allo sci alpino e ai campionati Children che si sono svolti nei giorni scorsi sullo Zoncolan. E per il basket, domani per la Gesteco c'è la chance di assicurarsi già l'accesso ai playoff. A Sport FVG, dopo il nostro telegiornale, a seguire l'appuntamento con il meteo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.